Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Battlefield 1. Oggi ci troviamo all'interno di una nuova bella partita in multiplayer, principalmente in una nuova mappa della nuova espansione in The Name of Tsar. Oggi mi sono detto perché non fare un bel video su Battlefield 1. Avevo un po' di tempo libero e in questo periodo nelle ultime 2 settimane ho comprato il premium di Battlefield 1 perché era a un prezzo molto interessante su Origin. E quindi ho detto perché non fare una bella avventura su Battlefield. Allora, attenzione, sono con questo 1895 russo, questo bel fucile, perché sto cercando di portare avanti una sfida. Devo fare 15 uccisioni in questo turno, quindi in questa partita con questo fucile siamo già a una, per sbloccare un nuovo fucile molto interessante che adesso appena moriamo ve lo faccio vedere. Attenzione, vediamo un po', è una mappa molto grande, secondo me una delle più grandi dell'espansione. Attenzione, vediamo un po'. Io direi di avvicinarci un attimino a C. Vediamo che possiamo fare. Calma. Vediamo. Ok, passiamo di qua. È un po' che sto giocando a questa nuova espansione. Ci sono davvero molte cose interessanti. Bella. Oddio, lì c'è il carro. No. Vabbè. Però 2 uccisioni ce le siamo fatte. Vediamo un po' se possiamo continuare così. Allora, vediamo un po'. Perfetto, stiamo perdendo per adesso perché il punto centrale è difficile da prendere. Ecco il fucile che vi voglio far vedere. Voglio prendere questo Lebel modello 1886 cecchino. Devo fare 15 uccisioni come potete vedere in un turno. E devo stare anche attento con le individuazioni del periscopio, però quelle si fanno molto facilmente. Vediamo un po'. Vai. No, per quanto. Attenzione. No, sono lì. No. Via. Giù. Bella. Sì, siamo armata rossa contro l'impero russo, se non sbaglio. Bella. Vediamo se ne possiamo fare fuori qualche altro. Lì c'è uno con un mitra. Bene, sono tutti là dentro. Lì c'è un altro cecchino. Guardate il medico, guardate il medico. Ha alzato qualcuno. È che stiamo perdendo. Guardatelo. Un colpo solo in canna. Facciamo, ricarichiamo? No, gli ho staccato il cappello, là, le cuffiette che aveva in testa. Attenzione. No. Avete visto per quanto lo sto mancando? Benissimo. Dai che forse ce la facciamo. E poi devo fare queste 15 uccisioni in un turno, non per una volta ma per ben 5 volte. Quindi l'ho fatto 3 volte, devo farlo ancora altre 2 volte. Ok, io direi di ricaricare. Caricare. Che è là? Ah, c'è un artigliere. Vai, quella è la granata russa, la nuova granata dell'espansione. Vediamo se fa il suo dovere. Non l'ha fatto. Oh, attenzione, abbiamo buttato giù da cavallo. Oh. Vai. Sì, hanno aggiunto anche una nuova modalità a cavallo, cioè una nuova arma a cavallo più che altro. Adesso ve la farò vedere se riesco a prendere il cavallo, però prima dobbiamo terminare questa prima missione. E che qua è difficile anche intravedere i nemici perché si mimetizzano benissimo nella steppa. No. Quelle erano 2 belle uccisioni che ci potevamo fare. Una ce la siamo presa, ce n'è un'altra. C'è un bel assalto là sotto. Vai. Vediamo come siamo messi. Stiamo finendo le munizioni. Andiamo qua su. Però stiamo perdendo lentamente. No, stiamo perdendo no, perché il punto C lo stiamo riprendendo. Basta che continuiamo così perché voglio che la partita duri più tempo possibile. Ce ne sono 2. Ce ne sono 2, quello è messo male. Dai.
Di qua sembra libero. Ce l'ho la granata? Ho solo 3 colpi. Con calma. Mamma mia, ricarichiamo. Era proprio nell'ombra quello. Comunque, vediamo un po'. Se riesco a fare anche 5 uccisioni con la pistola secondaria, sblocco un'altra pistola che è veramente interessante. Ecco, però qua entrare col fucile da cecchino non è una cosa molto intelligente. Infatti, vabbè, me la sono cercata. Però ho fatto 6 uccisioni in questa prima morte, diciamo. Stiamo andando bene, possiamo continuare così. C'è il cavallo, però ancora non lo voglio prendere. Voglio prima finire la prima parte della missione. Ce ne sono parecchi raggruppati su C. Potremmo andare a dare un'occhiata via da questo vabbè, io non posso però rischiare. Guardate. Sì, però no. Vabbè, lasciamo perdere. Cioè, sono arrivato sul carro armato, neanche sono uscito, c'era fuori la granata. Ecco, vabbè. È che mi devo ricordare di rinascere un po' più indietro ogni volta, perché sempre poi per fare presto. Ecco, questa è la granata russa standard. Però quando ho preso il premium mi hanno regalato tipo 15 battle pack super potenziati da 900 scartili. E ho sbloccato tantissime skin per tantissimi fucili, anche leggendarie. Adesso magari dopo ve le faccio vedere. Ho anche un po' di scarti da cambiare, perché tanto moriamo anche col filo spinato. Vediamo. Qua sembra libero. Qua ho visto passare uno. Vediamo. Infatti, mamma mia, gli ho sparato, l'ho preso, ma non è morto. C'è il Juggernaut qui. L'ho colpito. Dov'è? È qua, ragazzi, eh. Vabbè, sto filo spinato. Mi ricordo che il Juggernaut no. È qua. Ah, è quello lì che ha quel mitragliatore che si ricarica. Dov'è? Vai. Vai. L'ho preso. No, con quello l'avrei ucciso. Teniamo le distanze, Mi ha ammazzato! Mamma mia. Dov'è? E il filo spinato ancora. Mi sta uccidendo più il filo spinato che quello. Vabbè, ci ha ucciso. Non è possibile. Ci ha ammazzato, ragazzi. Vabbè. Pure il caramato. Però una bella lotta era. Gli ho sparato 6 colpi e l'ho preso con tutti e 6. Però non ha avuto lui il piacere di ammazzarmi. Va bene. Abbiamo preso B. Però non posso perdere tempo con queste cose. Devo continuare a uccidere. Devo fare diverse uccisioni. Ecco, vediamo là che c'è. Guardate il battaglione nemico. Tutto in attesa di essere fatto a pezzi. Oh, non mi fare spaventare, maledetto. Vai, che ne ho fatte 3. C'è quello là che ce l'ho proprio nel mirino. Vai, grandioso. Morti tutti. Vediamo un po'. No, si è spostato all'ultimo. Però è messo là, ragazzi. È messo là, vedete? È messo là. Vediamo un po'. Quanto siamo? 10, ce ne mancano 5. Bellissima, ce ne mancano 4. No, questo era morto. Infatti. Bonus individuazione, bonus di qua e bonus di là. Ragazzi, però sta posizione non va più. Guardate quello che c'è là, guardate quello che c'è là, no! Si è fermato all'ultimo. Si è fermato. Ma dai. Ma dai, era facilissima. Stavolta mi sono veramente mangiato le mani. Dove sono? No. Mortaio, guardate. Ma dai. No, ma come può essere non lo prendiamo? Ok, colpito.
È no, affondato no. Come no? Dai. Però sì, vabbè. Però stiamo dando ragazzi troppo nell'occhio, eh. C'è sto tizio qua che si sta avvicinando. Abbiamo conquistato l'obiettivo Charlie. Ma la granata? Oh. Ah, vabbè. Ragazzi, ce ne manca... Aspettate. Ce ne mancano sempre, se non sbaglio, 3 di uccisioni, perché una l'abbiamo fatta con la pistola. Quindi dai, ce la possiamo fare. 3 li facciamo abbastanza facilmente. Almeno me lo auguro. Vabbè. Ok, 2 ce ne mancano. Una. E fatto. Esegui 15 uccisioni in un turno con modello 1895 tiratore scelto. Fatto ragazzi. Benissimo. Addirittura. Ah, non ho capito. Aspettate, forse non ho capito bene la missione. Perché? Aspettate un attimo. Adesso voglio andare un attimo nel menu e capire bene cosa devo fare. È sempre questo filo spinato maledetto. Allora, adesso che abbiamo finito questa missione, ora vado a vedere appena muoio nei resoconti quello che dobbiamo fare. Voglio andare a vedere nella cosa della pistola, nella missione della pistola, quello che devo fare. Ok. Andiamo di qua. No, perché ora che mi ricordo, io l'ho fatte già 15 uccisioni quando non avevo il premium, però forse non le ha contate. Vediamo. Vediamo un po'. Wow. Però ce la stiamo cavando, dai. Vediamo un po'. Mamma mia. Va bene, allora torniamo un attimino nel menu principale. Voglio vedere una cosa. Allora, vediamo un po'. Ecco, esegui 15 uccisioni in un turno con modello tiratore scelto. Fatto. Però a quanto pare dice 2 su 5, quindi lo devo fare altre 3 volte. Questa è la cosa che devo fare, va bene. Però intanto vediamo di farci ora l'altra missioncina con la pistola belga. Questa qui, se riesco a fare altre 4 uccisioni con la pistola sblocco un'altra cosa. Quindi vediamo un pochettino quello che posso fare. Ah, devo fare anche le assistenze con il periscopio. Quindi andiamo avanti. Che c'è qua? C'è un po' di vento. Sta piovendo. Qua piovendo, sta nevicando. Non è possibile. Ma perché l'hanno creato questo filo spinato in questa mappa? Sì, c'è una tempesta di neve. No. Me l'hanno tolto. Ah, siamo stati sì che adesso ho tantissimi soldi qui sul... ecco, come titoli di guerra, perché sono arrivato al livello appunto, non mi ricordo, 50. Ma che è? Oh, calma. Voglio provare a fare un'altra uccisione con sto fucile. Vai, vai, vai. No. Nulla. Vai, vai, vai. Mappe però ragazzi molto interessanti. Vediamo se qualche altra volta riesco a farvi vedere qualche altra mappa. No, qua c'è. Libero. Vai. Ce ne mancano altre 3, se non sbaglio. Mamma mia, non si capisce più niente.
Sì, è una pistolina un po' antipatica perché sì, ha un ottimo ratio, però prima di ricaricare è come se dovessimo ricaricare un fucile di Napoleon Total War. Va bene. Allora, stiamo intanto vincendo alla grande. Voglio ritornare su C qui. Intanto c'è la tormenta. Vediamo un po'. Sì, va bene, ma non è... Oh. Oh. Dai. Ah, meno male, almeno come uccisione. Perché gli ho scaricato un caricatore addosso, non è morto. Dico, ah, ho capito che c'è freddo, ma che aveva come cappotto questo? 20 uccisioni però, ragazzi, non male. Se non sbaglio ce ne mancano altre 2 uccisioni con questa pistolina. Allora, qua ci se la stanno prendendo. No, possiamo fare del nostro meglio. Abbiamo perso l'obiettivo Charlie. Ah, non ci credo, ragazzi, avete visto? Avete visto? Ah, allora devo farne altre 2 di uccisioni col fucile. Io che mi metto a perdere tempo. Ma perché allora non scrivono fate 20 uccisioni col fucile? Invece scrivono fanne 15 3 volte. Scusa, forse ho capito male io. Perché ogni volta che ne uccido uno, da quando ho finito i 15, comincia a darmi... Guardate là. Guardate a quello. Guardate a quell'altro. Maledetto il palo. C'era il palo in mezzo. Ragazzi, se mi manca l'ultima. Non ci credo. Dai, esci fuori. Вражеский пулемет! Вон там! 72 di danno. Abbiamo concluso Ma dai! l'obiettivo Charlie. L'ultima devo fare a quanto ho capito. No, forse sì. Dai, assistenza valida come uccisione è un'uccisione. Perché allora non me lo fa valere? Boh. Dai. Guardate quello che si vede. La testa. Ecco ragazzi, vedete, devo fare adesso l'ultima. Quindi non devono essere assistenze valide come uccisioni. Devono essere proprio uccisioni. Ho capito, dai. No? No. Maledizione. No. No, peccato. Dai che manca l'ultima. Eh sì, è impegnativa questa... Come si dice? Questa sfida. Anche perché non è che è abbastanza chiara. C'è scritto... No, devo anche reiniziare dall'altra parte, dai. È sempre così, me ne manca sempre una. Come l'altra volta. L'altra volta ero arrivato a finire questa della pistola, sempre una. E poi devo ricominciare da capo. Ecco, 24, devo farne 25 allora, uccisioni. Dai. Dai. Dai, fatemela fare l'ultima uccisione, perché voglio vedere poi alla fine questo gran fucile che si sblocca, che fa e com'è. Quindi non devono essere assistenze valide come uccisioni, devono essere solo uccisioni. Da questo che mi si spawna davanti, ma giustamente io non riesco a ucciderlo. Siamo in un brutto punto. Bruttissimo punto per il fucile. E fatte! Finalmente! Credo di averla completata adesso la missione. Spero almeno di sì. Ora vediamo di farci le assistenze con il periscopio. C'è qualche cavallino. C'è il cavallo. Non mi fa impaurire. Il cavallo. Ah! Peccato. Dai. Ripartiamo. No, perché questa missione non l'ho intuita bene neanche quando non avevo il premio. Infatti... Oh. Vabbè, me la sono andata a cercare. Vabbè, non importa. Voglio vedere una cosa. Voglio vedere una cosa. Vai. Ecco, l'ho finita. Devo fare adesso solo altre 3 assistenze con il periscopio. Non è una cosa dell'altro mondo. Col periscopio
è abbastanza semplice. E voglio vedere questo grande fucile che ha bisogno di tutta questa gran fatica per essere sbloccato, perché sempre alla fine sono 15 uccisioni più altre 5 per farlo valere 5 volte. Quindi sono 20 uccisioni che bisogna fare. Vediamo se col periscopio possiamo fare i guardoni. Ah, c'è il cavallo. È che col periscopio non è che si dice si fanno le... Bisogna trovare un punto bello alto. E qua non è che ce n'è. Appunto, bisogna trovare un punto bello alto. Guarda questo. Lo uccido io. Faccio l'assistenza da solo. No. Devo proprio tenerli sempre là. Ecco, uno. C'è il carro. Guardate che bello questo qua che sta arrivando, ragazzi. Dai, ammazzalo. Ok. Dai, il carro lo potete fare saltare in aria, così mi fate finire questa missione. Qui ce n'è un altro. C'è il bel carro. Ce n'è un altro lì davanti. Guarda che bello. Qualcuno che lo uccida. Adesso mi sono arrabbiato. Metto un proiettile K. Ti faccio saltare in aria. Vai. Lo sapevo. Vabbè. Vabbè. Allora, 866. In teoria ancora possiamo sbloccarlo, perché volevo farvelo anche vedere questo fucile. Mamma mia quanti morti. Qualcuno lo uccida. Qualcuno lo uccida. Ce n'è un altro anche accanto. Qualcuno lo uccida. Sono là. Spara. Eccolo. Eccolo. Dov'è? Ah. Qualcuno lo uccida. Che miseria. Fatto. Che ora siamo saliti a 20 con le individuazioni periscopio. Non ho capito. Boh, non lo so, è un po' strano. Sarà forse perché prima si è bloccato un attimo il gioco, l'ho dovuto resettare, forse ha perso i dati. Comunque io le uccisioni del periscopio, le assistenze le ho fatte, Cominciamo che ora me le hanno abbassate. Va bene, se non è stavolta comunque ve lo farò vedere un'altra volta il fucile. Ah! E vai, erano dall'altra parte. Mi sono buttato a tutt'altro luogo. Dai, rialzatemi. Grazie. Grazie, bella granatina russa. Boom. Quanti ne ho uccisi? 3? Benissimo. Ai. Ah. Dov'era? Maria. Vediamo un po'. Avete visto anche voi, ragazzi, le uccisioni con il periscopio erano... Ne mancava una sola. Ora quanto siamo saliti? Ah no, sempre una. Meno male. Non imbrogliano. Là c'è il carro. Aio. Stiamo perdendo. C'è uno. È finita finalmente. Label 1886 cecchino. Dai, compare, vieni qua. Ah, il Juggernaut. Dai che lo voglio vedere. Oh. No. Bella. Rambo, ragazzi. Finalmente abbiamo sbloccato anche sto fucile. Dai che mancano 30 uccisioni alla vittoria. Voglio vederlo. Dov'è? Oh, questo è il famoso fucile che ho sbloccato in tutto questo tempo. Vediamo com'è. Oh, vediamo come spara. Interessante. Vediamo com'è anche a livello di danni. Sembra appunto sempre di quell'annata, però che cosa avrà di così speciale, visto che tutta sta gran fatica per ottenerlo? Ma lo proveremo. Comunque penso mi manchi una sola uccisione con la pistola. Non trovo qualcuno qua. Dai che lo trovo. Dai che lo trovo. No, è finita. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Speriamo che abbia registrato l'audio, perché da tanto che non registro. Ci becchiamo, ragazzi, alla prossima avventura. Non so quando sarà, però volevo farvi vedere un po' Battlefield. Dopo un po' mi andava di fare questo video.
E nulla, 27 minuti di video sarà venuto, però lo voglio caricare tutto perché è venuto bello tutto, veramente. Ragazzi, alla prossima avventura. Ciao a tutti.